Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Oggi un evento formativo qui a Nuoro per parlare di terremoti, di sisma, in una terra che forse vive ancora il falso mito che qui terremoti non ci siano. Proprio così, noi geologi da anni proviamo a far capire che questa purtroppo non è un'isola felice. Fino a qualche anno fa si diceva la stessa cosa del rischio idrogeologico e poi dal 2013 ad oggi abbiamo visto che cosa è successo in quest'isola. Lo stesso ragionamento vale anche sulla sismica, perché bassa sismicità, come è classificato il territorio della Sardegna, non significa che certi eventi non possono succedere, ma facendo tutti gli scongiuri del caso significa soltanto che c'è poca probabilità che possano succedere, quindi è un territorio dove si deve essere comunque preparati alla possibilità di un evento sismico che possa avere delle conseguenze sul territorio e sul costruito. Giancarlo Carboni, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Sardegna. Oggi questo evento formativo sui terremoti, ma in generale sulle criticità che può vivere non solo la Sardegna ma l'Italia. Esatto, con questi corsi di aggiornamento organizzato congiuntamente con il Centro Studi del Consiglio Nazionale noi stiamo producendo un'attività di formazione e aggiornamento dei geologi sardi specificatamente per quanto riguarda la normativa sulla prevenzione del rischio sismico. In questo modo ci adeguiamo alle nostre competenze al pari degli altri colleghi delle altre zone dell'Italia che già da tempo affrontano queste problematiche e si inserisce in un contesto formativo che noi portiamo avanti da svariato tempo, sia per quanto riguarda non soltanto il rischio sismico che stiamo affrontando oggi, ma tutte le criticità sul rischio geoidrologico che interessano il nostro territorio regionale e approfondiamo e facciamo in modo che i nostri colleghi i geologi sardi possano dare un contributo sempre più importante e fondamentale per la prevenzione del rischio e per la sua mitigazione su tutto il territorio regionale, quindi anche per quanto riguarda il rischio idraulico delle alluvioni e il rischio a frana.